dei doppiati in mezzo e non è facile stabilire se sono concorrenti di testa o concorrenti doppiati, ma vediamo che Samuele Fabbri si sta avvicinando all'arrivo e viene a cogliere un ottimo terzo posto in una gara che ha disputato splendidamente in rimonta con un'ottima distribuzione. Il concorrente della Saltus, eccolo che fa il suo ingresso nella zona che porta all'arrivo. Samuele Fabbri, Saltus, attenzione al ritorno di Claudio Bagnara che sta concludendo la gara in grande crescita, ma tranquillo Samuele Fabbri va a invocare il fili d'arrivo e riceve gli applausi dei presenti e conquista un ottimo quarto posto. Samuele Fabbri della Saltus. Bravo! Ottimo il vai Bagnara! Claudio Bagnara. Bravo Claudio! Bravo! Arriva anche Grande! al quinto posto dove Lago Vittorio Veneto e al sesto un ottimo Matteo Ridolfi, per l'occasione pelato si è reso più aerodinamico Matteo Ridolfi e viene qui a cogliere il quinto posto. Bravo Matteo! E finalmente riusciamo a vedere chi è il sesto, Yassin Lagbira del Sarcus. Yassin Lagbira al sesto posto. Ora saranno tutti arrivi, arriva anche Elia Costa del Quantin Belluno, ottima anche la sua gara, che va a precedere Mirko Signorotto dello Young Vittorio Veneto. Bravo! Anche Matteo Grosso dell'Atletica Fontana conclude la sua gara davanti a Marco Turri dell'Atletica. Decimo Matteo, bravo! A Morris Zeta Jacomo, ma Morris Zeta Jacomo Guarda 38. arriva anche il numero 25 Maurizio Armani davanti a Dante Cognotto insieme a Giuffuri di Roma. Bravo! Poi quello 37, Bravo, 21 undicesimo! Riccardo Ciccato davanti a Stefano. Anche Alessandro Marin dell'Atletica Fontana conclude la sua gara, insidiato però da Cristian Sommariva che lo supera proprio sul traguardo della Dolomiti Belluno e puntuale dalla segreteria di campo arriva la classifica ufficiale dei primi 8. Vinta la gara con il tempo di 32,59 da Giancarlo Signon, Iago Vittorio Veneto davanti a Paolo Taratta con 33,15, poi Samuele Fabbri del Saltus con 34,53, Claudio Bagnara al quarto posto con 35 minuti, Alberto Casadei sesto, Alberto Casadei quinto, Claudio Bagnara quarto, sesto Matteo Ridolfi, entrambi dello Iago Vittorio Veneto, Casadei e Ridolfi, poi per il Saltus ancora Yassin Lagbira in settima posizione, all'ottavo posto Elia Costa del Quantin Belluno. Questa è la classifica ufficiale per quanto riguarda i primi 8 posti di gara. Mentre ricordo che si stanno già effettuando le promozioni di tutte le altre categorie e continuano gli arrivi in questa ultima gara, cross lungo 10 km. Arriva anche Maurizio Mazzon della Atletica Fontana con i forti. E tu sei il direttore generale, mi sono operaio? Anche Paolo Scalabrini del Saltus conclude la sua gara davanti a Paolo Trovò della Sindustria Rovino.
Ecco l'arrivo di Tiziano Rosati della Silvestria Rovigo che precede Luciano Cagno. Anche Enrico Rossato, Silvestria Rovigo, conclude la sua fatica e va a precedere Manuel Bratti della Dolomiti 1 e Jacopo Puppellato dell'Atletica Vicentina. Buono, Giuseppe è andato bene anche lui, dai, perché 10 km se sono dietro. Bravissimo Giuseppe, bravissimo! Il tridello che il Pullman parlava, che vi ho spiegato adesso, che era interessato. Bravissimo Fabiano, bravissimo! Ciao! Potremmo incastrare il tuo. Entro le ore 24 di giovedì, Sì. Sì, fai sapere. Dopo c'è qualcun altro, oppure mi dici sei solo tu, basta il festival. Va bene. Di Padova al secondo posto con il tempo di 16 e 13 per il Siena di Full Verona Ilaria Beretti, e ha vinto la gara con un'ottima progressione con il tempo di 15 e 51 per l'Atletica Mogliano Valentina Bernasconi. E questo è il video della gara senior femminile cross lungo, cross corto. Per l'allenamento di 10 km, questo allenamento E siamo alla proiezione delle società. Quelle delle società invito un dirigente di